Sì, grazie. Io innanzitutto sostituisco Stefano Ciafani, che è rimasto, devo rimanere a Roma per motivi familiari e si scusa. Sono Giorgio Zampetti, coordinatore dell'ufficio scientifico di Legambiente Nazionale. Io, diciamo appunto, è stato già detto molto, però insomma volevo fare una riflessione, poi anche il titolo del mio intervento di oggi, su quello che poi è stato anche, diciamo, lo sviluppo e l'economia che si è creata poi intorno a questo settore, insomma, al discorso dell'efficienza energetica in edilizia, comunque in generale dell'efficienza del costruito. Io però vorrei fare, insomma, alcune diapositive che poi vi faccio vedere, che partono dai risultati di uno studio che abbiamo presentato recentemente. Prima però volevo fare un ragionamento che parte dal referendum, appunto in particolare quello sul nucleare. Io penso che, diciamo, insomma, come Legambiente abbiamo condotto una capillare battaglia per riuscire ad arrivare poi alla vittoria del referendum come è stato, e penso che ci sia un segnale forte che è uscito dal referendum, a parte il no nucleare, che sicuramente, diciamo, ci ha evitato una scelta energetica, insomma, che anche alla luce di questi giorni sarebbe stata veramente assurda e controproducente. Però sicuramente in quel referendum, quella vittoria dei cittadini, ha dimostrato che nel settore energetico c'è una fortissima voglia di partecipazione da parte della società civile. Cioè, oggi, quando noi parliamo di energia, quando parliamo appunto di risparmio energetico, di obiettivi di raggiungimento dei limiti di CO2 imposti dall'accordo internazionale, non è più patrimonio dei decisori politici o patrimonio del governo centrale, ma ci siamo resi conto, attraverso la fortissima partecipazione che c'è stata durante tutta la battaglia referendaria, ma anche al voto stesso, di come oggi parlare di energia vuol dire confrontarsi con tutto il mondo civile, dalle associazioni ai singoli cittadini fino agli enti locali, ai comuni, alle province, alle regioni. Però, diciamo, è diventato un settore, cosa che era, diciamo, impensabile qualche anno fa, diciamo, in cui il singolo cittadino vuole essere protagonista, per cui tutti quanti vogliono contribuire per dare il proprio contributo a questa rivoluzione energetica. Prima l'assessore nell'introduzione parlava anche del patto dei sindaci, per cui di come ci sia un ruolo forte anche da parte degli enti locali, una forte spinta, appunto, che se manca, appunto, un ruolo, almeno nel nostro paese, decisivo e deciso da parte del governo centrale, però invece le singole amministrazioni stanno muovendo in maniera molto convinta, appunto, attraverso il patto dei sindaci. E su questo volevo soltanto ribadire che insomma, il patto dei sindaci è un impegno volontario iniziato a livello europeo, che in Italia sta prendendo piede, ma è un elemento che diciamo, diventa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del 20-20-20. Cioè, il patto dei sindaci non rappresenta un accordo volontario che è un in più rispetto alle politiche energetiche, cioè è diventato un elemento fondamentale per riuscire a rispettare quegli accordi internazionali. E così è considerato, diciamo, anche dalla politica comunitaria, proprio come lo vedono come movimento, appunto, che parte dagli enti locali, come uno degli elementi che riuscirà a far raggiungere quegli obiettivi. E questo quindi che sottolinea ancora di più come oggi diciamo, le politiche energetiche si mischino molto, appunto, con le politiche locali di sviluppo e di scelta anche sui territori. Per cui, insomma, il risultato grande di quel referendum, e che poi noi ci portiamo avanti e ci porteremo avanti anche nei prossimi anni, è proprio quello di una rivoluzione energetica che in Italia sta partendo dal basso, e questo basso con quel referendum ha dimostrato che vuole avere voce in capitolo e sta dimostrando che può averla. Faccio questo discorso forse lo prendo un po' alla larga, però, diciamo, oggi parliamo di efficienza in edilizia, parliamo di regolamenti comunali, parliamo di tecniche del costruire, come ci faceva vedere prima Marco Boscolo, e insomma su questo è chiaro che l'intervento e la sensibilità dei singoli cittadini è fondamentale per riuscire poi a sviluppare tutte queste cose. Per cui, insomma, siamo in un momento in cui c'è una fortissima espansione di tutte queste tecnologie. Siamo in un momento in cui le fonti rinnovabili, anche se siamo ancora in attesa di di leggi chiare, perché sia di un aiuto da parte del governo nazionale, come sempre l'assessore nella sua introduzione ricordava, però siamo arrivati a un punto in cui le fonti rinnovabili rappresentano il 22% dell'elettricità prodotta nel nostro paese. Rappresentano un settore in cui si occupano 150.000 persone in Italia, per cui, insomma, deve ancora arrivare, appunto, l'azione nazionale forte, però intanto c'è tutto un movimento che ha portato a un fortissimo sviluppo di queste fonti energetiche, e siamo sicuri, appunto, questo poi lo dicevamo anche da parecchi anni, che quella sarà la strada anche per il nostro paese per riuscire ad arrivare da una parte all'accordo
insomma, al rispetto degli accordi internazionali, ma soprattutto a far sì che le fonti rinnovabili poi siano la vera alternativa energetica per l'Italia. Per cui insomma, in questi ultimi anni ecco, si è sviluppata, insomma, mi sembra anche dall'incontro di oggi che sia ormai radicata in tantissimi soggetti diversi, la convinzione che investire in energie rinnovabili, in efficienza dell'edificato, in risparmio energetico sia insomma, la chiave del problema, ma sia proprio il punto su cui sviluppare tutte le politiche anche future. Prima si parlava appunto, diciamo, nell'intervento che mi è preceduto, anche dell'importanza dal punto di vista occupazionale di tutta questa partita. Noi appunto, come hanno già ricordato, con la Fillea CGIL abbiamo messo in piedi questo osservatorio proprio per far capire che non è una cosa soltanto degli ambientalisti o un problema soltanto occupazionale, ma un problema trasversale in cui tutti insieme con cui dobbiamo confrontarci tutti insieme. Fra l'altro su questo, appunto, proprio per l'importanza occupazionale che ha investire in questo settore, ce lo fa capire il dato che ci diceva prima Marco Bosco, no? Dicendo che le case in Italia hanno un consumo ancora molto, molto elevato, insomma, prima si parlava di 200 kWh annui sul metro quadrato, come era il dato, che è un dato, se noi lo confrontiamo appunto anche con altri paesi europei, è molto più elevato, per cui insomma è sicuramente un settore dove si sta facendo molto, ma su cui dovremo investire tantissimo nei prossimi anni, e investire nel miglioramento dell'efficienza degli edifici, per cui diciamo investire nel miglioramento di quello che già è stato costruito vuol dire creare economia, creare posti di lavoro, riqualificare, per esempio evitando di consumare altro suolo, per cui diciamo ripartendo da quello che già esiste e andando a migliorare quello, per cui diciamo qui poi adesso non mi dilungo, però insomma è un modo per investire e per programmare le nostre città, gli ambienti urbani, i territori, che sicuramente ha tantissimi vantaggi anche per quanto riguarda il consumo di suolo, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, per quanto anche appunto un tema che tocco perché in questi giorni sicuramente è insomma, un tema molto attuale, però diciamo su cui non mi dilungo. Abbiamo un incontro domani mattina a Vicenza, per cui insomma vi invito anzi a partecipare, in cui rifletteremo anche su questo. Però ecco, diciamo, quindi questo qui dimostra come questo settore sia un settore, questo problema, quindi appunto di riqualificare l'edificato, quindi di migliorare quello che già esiste, prima ancora di preoccuparci di fare nuove infrastrutture, nuove edificazioni, sia invece il punto cruciale che ci permette lo stesso di creare nuova economia e nuovo sviluppo. Io adesso ho portato alcuni dati, soltanto qualche diapositiva. No, vabbè, non mi trovo meglio. Che sono dei dati del rapporto ORRE che abbiamo presentato appunto recentemente, che è un rapporto che ha al centro proprio le politiche dei comuni sulla riqualificazione edilizia e quindi sui regolamenti comunali che vanno a incentivare le pratiche di riqualificazione edilizia. Vabbè, le prime diapositive sono diapositive sulla normativa, che chiaramente diciamo, il tutto nasce sulla spinta della direttiva del 2002, poi da cui sono partite tutta una serie di direttive e di norme nazionali che fanno capire appunto come questa sia una strada che, a parte una strada che conviene, sia anche una strada che ci dice appunto ci sono delle norme che ci dicono che dobbiamo seguire. Su questa diapositiva sottolineo appunto il dato più importante, che è quello che appunto insomma dai prossimi anni, dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli edifici privati, ci sarà poi l'obbligo di rispettare diciamo, l'efficienza energetica e quindi tutta una serie di regole sul costruito. Da questa direttiva, da queste norme nazionali sono poi diciamo, arrivate una serie di regolamenti regionali, e questo pure è una diapositiva che ho messo perché chiaramente su questo possono fare molto. Chiaramente i regolamenti a livello nazionale e regionale sono poi l'elemento che fa la differenza e quindi che permette poi lo sviluppo di questi investimenti e di queste pratiche anche proprio sul territorio. Qui si vede appunto come ci siano alcune regioni appunto in cui sono stati già resi vincolanti alcuni regolamenti sull'efficienza in edilizia, per cui con l'obbligo di certificazione energetica sia sulle energie rinnovabili che sull'efficienza energetica. Ci sono alcune regioni che hanno esteso l'obbligo, a parte sul discorso energetico, anche sull'utilizzo diciamo consapevole e sostenibile dell'acqua all'interno delle abitazioni, e questo è un altro punto fondamentale anche per il prossimo futuro, quando si
dovremo confrontarci col problema delle reti idriche e dell'utilizzo dell'acqua che si fa oggi nel nostro Paese. Ci sono poi invece regioni, tra cui anche quella del Veneto, in cui non ci sono dei vincoli, ma ci sono delle linee guida per la biedilizia che però al momento ancora non sono vincolanti. E questo è per capire il settore dell'efficienza in edilizia e dei regolamenti comunali come si sta sviluppando negli ultimi anni. Questi sono dei dati che fanno vedere rispetto al 2008, quando si è cominciato a fare questo studio, insomma negli anni quanto sono aumentati anche i comuni che appunto fanno parte di questo studio, ma insomma che stanno iniziando a mettere in piedi dei regolamenti edilizi che tengono conto dell'efficienza energetica, del risparmio idrico e di tante altre pratiche. Per cui sicuramente in questi anni, quando insomma è un settore ed è appunto sono pratiche per nostra fortuna in forte espansione. Qui c'è appunto una carta d'Italia che fa vedere dove sono localizzati anche i comuni che hanno i regolamenti edilizi appunto, che puntano all'efficienza energetica e appunto ad altre tecniche di sostenibilità. Insomma, chiaramente il nord è la parte d'Italia in cui sono più sviluppati, soprattutto in Emilia Romagna e in Lombardia, al sud è ancora poco praticata, questo, insomma, sono ancora poco applicati da parte dei comuni, però insomma, ci sono già degli esempi notevoli che ci auguriamo insomma, vengano seguiti anche nel futuro. Questa riprende la carta di prima e fa vedere la distribuzione geografica dei comuni che hanno adottato al loro interno un regolamento edilizio di questo tipo, per cui insomma la gran parte al nord, al centro, e poi c'è qualche esperienza che inizia anche nel sud Italia. Questa diapositiva l'ho ottenuta per far vedere in quanti settori si può ancora investire, quindi questo quante aziende può coinvolgere, quanti operai specializzati di cui parlava l'intervento che mi ha preceduto può coinvolgere, quindi non parliamo soltanto di un problema energetico, ma se vediamo insomma questi regolamenti edilizi riguardano appunto l'utilizzo delle fonti rinnovabili, però riguardano anche, appunto, lo vediamo prima, le schermature e quindi l'isolamento termico degli edifici, riguardano il materiale con cui noi costruiamo le case, per cui dal materiale di recupero o materiale appunto più sostenibile o comunque sia più efficiente anche dal punto di vista energetico, riguardano tutto quanto il settore dell'acqua, dal recupero degli scarichi fino alle tecniche di depurazione fino al risparmio idrico, riguardano l'isolamento acustico, la permeabilità dei suoli intorno al costruito. Questo è un elemento fondamentale se pensiamo anche agli ultimi episodi che hanno coinvolto per esempio la città di Roma, insomma, in cui la forte urbanizzazione insieme a una forte impermeabilizzazione dei suoli con una forte pioggia ha messo in crisi la capitale per 2 giorni, per cui anche su questi temi sicuramente saranno problemi con cui dovremo confrontarci. Per cui tutta una serie di pratiche, di buone pratiche che grazie a questi regolamenti edilizi all'interno di questi 840 comuni si stanno già mettendo in campo. Chiaramente ad oggi gli aspetti di cui più si tiene conto all'interno dei regolamenti edilizi sono quelli della parte delle energie rinnovabili e dell'isolamento energetico, però insomma anche tutte le altre pratiche si stanno mano a mano diffondendo. E questo fa vedere la crescita che c'è stata appunto a partire dalle prime leggi che hanno portato appunto a determinare questi regolamenti edilizi fino ad oggi, per cui insomma si vede come prima del 2006 era il 16% del totale, e poi il grande sviluppo di questi regolamenti edilizi all'interno del nostro paese è dovuto tra il 2007 e il 2009, in cui appunto l'80% dei comuni ha adottato un regolamento edilizio su questo. Comunque insomma anche nel 2010 c'è il 15%, nel 2011 c'è già l'8%, per cui insomma sicuramente è un settore che è in continua crescita, ma soprattutto ci sono sempre più comuni che stanno adottando al loro interno i regolamenti edilizi. Per dare alcuni numeri, poi insomma io non sono un economista per cui non mi dilungo su questo, però do alcuni numeri di riepilogo sugli effetti del 55%, che prima veniva nominato come una soluzione per incentivare, che era proprio come è ragionata
soluzione che tiene anche in un momento di crisi, o comunque diciamo che riesce a essere supportata anche in un momento di, diciamo, in cui in questo momento è difficile ottenere dei sussidi statali o degli incentivi per sviluppare qualche settore. Questo invece è il meccanismo, insomma, sicuramente è un meccanismo che funziona anche in questo momento e ci auguriamo possa poi funzionare anche in futuro. Come vedete questi sono i dati, diciamo, dal 2006 al 2010, per cui dal fine 2006 al 2010, quindi sono in 3 anni di attivazione del 55%, ha mosso in Italia 11,1 miliardi di euro attraverso 843.000 interventi fatti grazie al 55%, e questi sono interventi voluti dai singoli cittadini, voluti all'interno degli edifici pubblici, per cui insomma parliamo anche questo di un volume di investimenti fatto non per volontà dello Stato, ma fatto attraverso la sensibilizzazione e l'iniziativa diciamo, appunto, di enti locali e cittadini. Qui ho messo un dato sul piano casa, su un anno, diciamo, di interventi fatti nel piano casa Lombardia, che ha mosso 189 interventi rispetto ai 170.000 prodotti dal 55%. L'ho messo per diciamo, far vedere anche le differenze tra un investimento nel costruire bene, nel migliorare l'edificato, nel seguire nello sviluppo urbano anche regole ben precise che portano poi a una riduzione anche delle emissioni, rispetto invece ad altri piani che sono stati poi anche proposti, che si dice servano per muovere l'economia, ma poi se andiamo a vedere appunto rispetto a un meccanismo come quello del 55% c'è una fortissima differenza anche in termini di interventi proposti. Sul fronte occupazionale gli interventi attivati grazie al 55% hanno creato oltre 50.000 posti di lavoro in questi anni, e soprattutto appunto, quello che diceva anche prima l'intervento che mi hanno preceduto, è un meccanismo che diciamo, conviene a tutti, conviene al singolo cittadino e alle famiglie, perché hanno un rimborso sulle spese che effettuano sugli investimenti per migliorare la casa in cui vivono. Le aziende hanno appunto più commesse, quindi più lavoro e più installazioni. Lo Stato ottiene diciamo, una maggiore entrata, perché le aziende sono costrette a fatturare, per cui diciamo, per riuscire a far partire il meccanismo del 55%, per cui ha maggiori introiti, perché emerge molto più il lavoro nero o comunque sia la mancata fatturazione degli interventi, e l'industria può sviluppare nuove tecnologie, perché poi man mano che chiaramente vanno avanti gli interventi del mercato diciamo, servono sempre più, diciamo, tecnologie sempre più affinate, perché poi anche il singolo cittadino diventa sempre più esigente sugli interventi che vuole all'interno della sua abitazione. Per cui insomma è un meccanismo che fino ad oggi ha creato lavoro, ha creato investimenti, è in scadenza al 31 dicembre 2011, chiaramente in questo momento è difficilissimo capire cosa succederà di meccanismi di questo tipo, anche perché è difficile anche su tutta una serie di aspetti anche più evidenti, però diciamo, insomma, noi ci auguriamo che anche nella legge di stabilità, diciamo, nelle discussioni sulle manovre economiche di questi giorni, proprio questo meccanismo, proprio per la sua convenienza da tutti i punti di vista, venga mantenuto, anche perché appunto abbiamo visto come il numero di comuni che sta investendo in questo settore è in crescita, per cui ci auguriamo che questa spinta dal basso, per tornare a quello che dicevo prima, serva anche per evidenziare l'utilità di un intervento di questo tipo.